Davanti al giudice ha fatto scena muta, nessuna parola. Maria Luisa Ramponi, la 59enne accusata insieme ai fratelli Franco e Dino della strage dei carabinieri avvenuta a Casteldazzano nel Veronese lo scorso 14 ottobre, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Montorio. L'incontro era una formalità necessaria perché la convalida dell'arresto avvenuta nei giorni seguenti la strage era stata fatta mentre Maria Luisa Ramponi era in coma all'ospedale Borgo Trento. La donna, infatti, quella nota era l'unica dentro il casolare, aveva azionato la Molotov che aveva innescato l'esplosione che ha provocato il crollo dell'abitazione, travolgendo e uccidendo i 3 carabinieri padovani Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. L'avvocato Ballottini, che difende la 59enne, ha confermato la scelta della donna di avvalersi della facoltà di non rispondere. Maria Luisa Ramponi è stata dimessa pochi giorni fa dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento e necessita ancora di medicazione. Come i fratelli resterà detenuta nel carcere di Montorio.